Sai perché il castello di Donna Fugata si chiama così? No? Te lo racconto io. La leggenda narra che una donna, secoli fa, fu rinchiusa in questo castello dal nobile barone Bernardo Cabrera, che era ossessionato dalla sua bellezza. Lui la voleva per sé, ma lei non aveva intenzione di concedersi. Con l'aiuto di un servo fedele, la donna scoprì un labirinto di cunicoli segreti e una notte, approfittando del sonno dei suoi carcerieri, fuggì attraverso quelle gallerie oscure, guidata solo dalla speranza e dalla paura. Dopo ore di cammino in quell'oscurità, stremata ma libera, riuscì a sfuggire alla morsa del barone, che non la ritrovò mai più. Da quel giorno il castello fu chiamato di Donna Fugata, ossia la donna fuggita, in memoria del suo coraggio e della sua astuzia. E tu avresti il coraggio di affrontare l'oscurità per fuggire? O cercheresti un altro modo per sfidare il destino? Scrivimelo nei commenti se ti va. Se ti è piaciuta la leggenda del castello di Donna Fugata, seguimi, così potrai ascoltare le prossime leggende che narrerò. Ciao!